Ok, siamo qui, dove siamo qui? Qui siamo in località Fregona, sempre nelle vicinanze di Vittorio Veneto, in un borgo detto il borgo degli Scalpellini, perché venivano utilizzate le arenarie delle Marne del posto per fare appunto case, e quindi già dal 1500 c'è una certa attività estrattiva, essendo il terreno molto perpendicolare a 45 gradi utilizzavano dei sistemi particolari per tagliare le pietre, e si vedono i solchi di questi magli che venivano utilizzati proprio sulle grotte, quindi una parte delle grotte è naturale Sì. e una parte però è artificiale ed è data dall'estrazione dell'arenario. Venivano l'estrazione ancora dall'800, veniva Dal 1500 1500, sì, però sì, sì. vabbè, andiamo verso la grotta e alle grotte e poi Sì, vediamo. interessante, ci sono dei crostacei depigmentati. Ma dai, Sì, tipici. Poi la vegetazione nelle grotte, nella parte a sud è molto esposta appunto e molto arida. Invece progressivamente, man mano che si arriva nella parte più umida, si vedono le felci, muschi, licheni, cioè la tipica vegetazione. oh, guarda che grotte ci sono qui sotto le grotte. Sì, sì, è tutto un sistema questo di grotte. Ce ne sono anche qua. Ma come si va? È da là. Intanto Da andiamo. là che si scendeva? Sì, però mi sembra che ce ne sono anche qua. Eccole qua. Ce n'è dappertutto. Sì. Ah, però sarebbe carino andare giù a vedere. Beh, Sì. intanto vediamo qua sopra. Vedi, borgo dello Scalpellino. Eh sì, il bordo dello Scalpellino. Quello che abbiamo fatto noi è così, no? Sì. Che bello! Ma qua si può entrare? La luce accesa di sopra. Sì. Ah, il coso del mulino. Che bello. Sì, molto bello. Caspita, ma è conservato benissimo. È per proprio essere del veramente 1600. bene. Vabbè, tanto è tutto qua. È inutile che... Cioè... Però ci tenevano i sacchi della farina. Eh sì. Ecco, però vedi qua è tutto aperto, lo guardi, lo visiti, è bello. Sì, ma è giusto che sia così. È che la gente dovrebbe essere un po' più civile. E questo cos'è? Sì, sembrerebbe di sì. Vero? Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo.
Eh sì. Non so come questo ti fanno. Sì, ma è chiusa. E vabbè, allora. E qui che comparsa la Madonna. Ok, siamo rientrati. Come ti è sembrato? Molto carine le grotte. Sì, Sì, vale la pena di vederle. Probabilmente d'estate sono ancora più belle Sì. perché la vegetazione è più ricca, ma è pieno di felci. Ci sono delle spaliere di Capelvenere intere. va bene, dai. Alla prossima. Alla prossima, ciao! Ciao. Del 1881.